oggi il primo biglietto condiviso per visitare la città e quindi il colle e la valle. È un primo passo, si parla di sinergia, si parla di aiuto al territorio. A che punto siamo con Agrigento, capitale italiana della cultura? Allora, intanto voglio dire che l'iniziativa di oggi è un'iniziativa importante, straordinaria, che tiene conto proprio della necessità un po' di coinvolgere tutta la città, che non si crei una frattura tra la Agrigento archeologica del centro storico e l'altra Agrigento, e questo è un punto importante perché tra l'altro col biglietto unico il turista è spinto proprio a vedere tutti i siti e speriamo che possa avere, sicuramente avrà successo, un successo tale da poterlo mantenere oltre Agrigento capitale della cultura. Questa iniziativa è inserita, come lo chiamo io, in quel grande mosaico che è poi il dossier Agrigento Capitale della Cultura, che vede progetti della Fondazione, ma anche progetti di tante altre componenti, l'Arcidiocesi appunto, il FAI, e la Fondazione Pirandello, il Teatro Pirandello. Quindi noi stiamo lavorando, dico con tutta sincerità, come mio solito, per recuperare il tempo perduto che c'è stato, è inutile nascondersi. Stiamo approvando il bilancio, da qui partiranno poi una serie di altre attività, approvazione dei progetti, messa in opera di altri, alcuni sono stati già attivati perché la gente pensa che non abbiamo fatto niente finora, ma altri progetti che non avevano spese sono stati già attivati e sono partiti a marzo. Altri progetti che naturalmente devono seguire le procedure pubbliche saranno attivati ora dopo l'approvazione del bilancio. La sede l'abbiamo avuta grazie al consorzio, libero consorzio di Agrigento, che ci ha messo a disposizione i locali, le strutture, i computer, insomma sono stati veramente collaborativi, e quello che voglio dire e si unisce a quella che è l'iniziativa di oggi è la sinergia. La sinergia è importante tra le istituzioni, io ho trovato molto supporto e molta sinergia, anche l'iniziativa di oggi col parco abbiamo una straordinaria sinergia. Mi auguro che questa sinergia coinvolga anche tutta la cittadinanza e che ci venga proprio a dare supporto da un punto di vista anche del consenso, perché c'è molta conflittualità e questa è una cosa che non giova a nessuno e non giova soprattutto né ad Agrigento né alla sua provincia né ad Agrigento capitale della cultura, che è un'occasione straordinaria che deve far risultare appunto e deve far diventare Agrigento veramente una meta importante che vada anche oltre il 2025. Per questo lavoriamo e per questo ci impegniamo. Posso chiederle, secondo lei queste ultime notizie di stampa in cui alcune cose programmate sono saltate, penso all'Efeb, penso al Festival della Filosofia, o se non rimandate per quantomeno posticipate, pesano sull'effetto generale, cioè come se si allontanasse, come se si volesse, come le devo dire, perdere il treno? Guardi, io dico sempre che il dossier è un progetto, anche se definito in fieri, cioè si sta concretizzando via via. L'Efeb non salterà perché abbiamo fatto proprio ieri una riunione in regione e essendo un progetto molto articolato slitterà di un mese, ma si farà nelle sue 3 componenti, perché poi aveva 3 aspetti, un aspetto che doveva essere a fine marzo e lo faremo, poi un aspetto a fine giugno e un altro a novembre, quindi non salterà niente, ci possono essere delle modifiche nelle date, questo ci tengo a dirlo, perché ripeto sono progetti comunque in itinere, comunque ci possono essere state anche delle incomprensioni nella realizzazione. È un progetto, peraltro un progetto a latere che finanzia appunto la Regione nell'ambito delle attività a sostegno di Agrigento capitale della cultura, quindi la preoccupazione non la vedrei, visto che, ripeto, c'è una grande sinergia, un grande impegno perché tutto possa andare tranquillamente in porto.